Ed eccoci qui, tornati in diretta sul palco di Moto Live, quando sta per cominciare uno degli eventi più attesi di questa giornata. Eccolo qui il nostro Paolo Alfara che ci passa davanti. E allora Riccio, come andiamo? Tutto bene? E allora, è uno dei momenti più attesi come sempre dell'area Moto Live. Gare bellissime, abbiamo già avuto un piccolo assaggio con la Tabut Gang che è pronta a dare spettacolo, pronta ad infiammarci. Guardate in alto perché ne vedremo veramente di tutto, di più. Attenzione a sostenervi, attenzione a dare la giusta carica ai ragazzi della Tabut che sono pronti per continuare lo spettacolo, sono pronti per esaltare il freestyle, ma vogliono il completo di Tabut Italia Style From per quanto riguarda il freestyle, con noi anche Super Dan insieme al suo pod, l'unico italiano a essere capace di fare queste cose insieme a un 4 ruote. Allora passo al pronto all'interno del Palafiera di Genova, dove troveremo il campione Roberto Mucchiotto, ma naturalmente troveremo e ritroveremo i protagonisti della Show e con tanto altro come il double backflip, per cui veramente di tutto di più a Genova, ma di tutto di più qui alla Moto Live. Allora, ancora un po' di riscaldamento, di prendono le misure con la rampa, si chiudono i camerini, altrimenti facciano le ragazze, sarebbe un peccato. Pronti per aprire lo spettacolo Moto Live! E allora partiamo subito con Mario Nera, seguito a Ronaldo dal Barra ancora Massimo Bianconcini. Ricordo questi sono solo i salti di riscaldamento, quindi per noi Carlo Caresana, il più giovane del Tabut. Era pronto anche il quad, quello di Super Dan ancora e Time Whip. C'è questa fase di riscaldamento e tra poco saremo pronti a presentarli per poi dare inizio allo show vero e proprio. Siamo ancora al ballo del palla, un po' di vento a infastidire quello che è lo show dei ragazzi, quindi vediamo cosa si riuscirà a fare. Ma anche Marco di Whip con la sua Yamaha, quest'anno ufficiale di freestyle, così anche per Carlo Caresana. Ricordiamo appunto il vento che disturba parecchio, disturba la fase aerea dei nostri piloti, per cui probabilmente cercheranno di restare nei anni, ma intanto vediamo Sicari Daniele, Mario Nera e la sua cavaliere color vino e ancora Max Bianconcini, così si chiama questo driver bolognese Super Canadian. Diceva di aver intravisto Carlo Caresana e Helicopter. Questi sono solo alcuni dei trick che i nostri rider sanno eseguire. Ecco Dan, Cordova, insieme al suo quad. E ripartiamo subito con Bagno Nera e il primo break di giornata. Partiamo subito alla grande, Team Tabut. Mamma mia! ricordo al pubblico che più urlate più loro Anche per lui e andiamo avanti, vediamo cosa avrà in mente questa volta Massimo Max Bianconcini. Backflip! Sì, allora spinge Super Dan e suo po' di Yamaha, ma occhio a Bagno Nera e Oreno pronto!
Francesco, art attack invece per Carlo Caresana. Cazzo, c'è il sole. Ok, non vedevo Super Dano Whip, inizia il suo squat, questa modo particolare, che possiede 4 volte in campo ancora, la Super Caniga dentro, più rep, allora il palo, solid, e riprendiamo ancora una volta, con Mattia Concini, vedremo. Mamma mia, dai lo block, Mattia Concini lancia così la sua Yamaha più lontano da lui possibile. Ancora Carlo Caresana, l'ultima leva arrivata al Tinda Boot, il whip loop back. DJ, più la musica perché non va bene così, non va bene così, è un'area motolive troppo spenta. Allora, ci vogliamo far sentire o no? Da tutti gang, vai vai! Così ci siamo, vai allora Milano, non tiriamo qua a Milano, non giorni con voi, al valo che l'applauso, la parte nostra, e allora regaliamo l'applauso, vai Milano! Pronto, in ricorsa, Carlo Caresana, vuole iniziare. E occhio perché Tagliodera ha già preparato, noi ci vediamo, corda sul manubrio, specchietti dove voi volete, quindi diamogli un attimo. Tanto gliene regalano.